A Terenzano, in comune di Pozzolo del Friuli, lungo la strada regionale 353, esattamente al chilometro 6, progressiva 600, di fronte a una stazione di servizio. È avvenuto poco prima delle 11 questo incidente tra una moto e una macchina. Da una prima ricostruzione, rilievi di legge da parte della polizia locale intercomunale Campoforbido Pozzuolo, il motociclista in sella alla due ruote stava sopraggiungendo dal capoluogo comunale diretto verso Udine quando è avvenuto l'impatto contro un'auto che stava procedendo nel senso inverso. Da chiarire le esatte dinamiche, una mancata precedenza da parte del conducente che stava effettuando la svolta a sinistra per entrare nel distributore o la perdita del controllo della motocicletta che ha innescato la carambola. Nell'impatto il Centauro è finito sotto l'auto rimanendo incastrato mentre la moto ha terminato la sua corsa nel fossato antistante la corsia di marcia. Nessun altro mezzo coinvolto. I vigili del fuoco, giunti dal comando di Udine, hanno dovuto usare il divaricatore e il martinetto idraulico per estrarre il motociclista, sempre cosciente, preso in consegna dal personale infermieristico sanitario e trasferito in ambulanza all'ospedale cittadino ricoverato in prognosi riservata. A titolo precauzionale era stato allertato anche l'elicottero del 118. Illeso, ma sotto shock, il conducente dell'auto. L'arteria è rimasta chiusa al traffico per circa mezz'ora fino alla rimozione e la pulizia della sede stradale e riaperta su entrambi i sensi di marcia poco prima di mezzogiorno.